Un ragazzo favoloso. 48 ore con il fiato sospeso, non ce l'ha fatta Tommaso Fabris, 17enne di Tese sul Brenta, ricoverato da sabato notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bassiano per una meningite batterica di tipo B. Avviata questa mattina, attorno alle 10:30, la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale avvenuta alle 17 di questo pomeriggio, quando la famiglia ha consentito la donazione degli organi. Non è bastato, in queste ultime ore, il tifo degli amici fuori e dentro l'ospedale, ieri sera in tantissimi a sostenere il loro Tommy, proprio lì, fuori dalla porta della sua stanza che la mamma di Tommaso non ha mai lasciato, tenendo stretta fino all'ultimo la mano del figlio. Promessa del basket, guardia e ala, cresciuto nell'NBA Bassano, un titolo italiano under 14 con la fascia da capitano e poi le tante vittorie nell'Orange One. 31, 4,70, numeri del cuore questi per Tommaso, numeri delle sue casacche che lo hanno visto mettere a segno centinaia di canestri. Questa era casa sua negli ultimi anni, sua e di suo fratello, e quindi è qui dove si allenava tutti i giorni. Lui veniva in bicicletta spesso accompagnato dai genitori insieme al fratello e faceva qua 2 o 3 ore di allenamento al giorno. Poi quest'estate lui e il fratello hanno deciso di proseguire, uno a Roseto e uno a Riese. A Riese la grande scommessa, la Serie C Gold che tanto sognava. L'ultimo allenamento venerdì sera assieme ai suoi compagni prima della disperata corsa al pronto soccorso. Ma Tede sul Brenta non l'ha mai lasciata, giocava anche nell'Under 19 dell'NBA Bassano per continuare gli studi. Frequentava infatti il 4º anno del liceo sportivo da Ponte, un banco, quello di Tommaso, che rimarrà vuoto ma intriso del suo ricordo. Tommaso era oltre questo, nel senso lui era uno del posto, quindi aveva il suo giro di amicizie nel basket, fuori dal basket, gli ex compagni, i futuri compagni, insomma era credo il più conosciuto di tutti.